Cari amici, buonasera, buonasera a tutti. Questo pomeriggio, questo sabato pomeriggio, mi trovo a casa della poetessa Arcangela Rizzo. Siamo in una bellissima zona panoramica di Palermo e qui quest'oggi ci sarà la prima riunione, il primo incontro del comitato scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana. Ecco, siamo con Fonso Genchi, dialettologo molto conosciuto nell'ambiente della cultura siciliana. E oggi, Fonso, qui a casa della poetessa Arcangela Rizzo c'è stata la prima riunione del collegio scientifico dell'Accademia Siciliana. Si comincia a fare sul serio. Sì, il nuovo collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana oggi si è riunito per la prima volta. Innanzitutto abbiamo eletto il nostro coordinatore, che è il professore Alfonso Campisi, che è un filologo che ha istituito la prima cattedra al mondo di lingua e cultura siciliana presso l'Università La Manuba di Tunisi. E questa è stata la prima decisione che oggi abbiamo preso. Poi si è parlato di cosa dobbiamo fare, il lavoro che ci aspetta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Si è presa una decisione, la decisione di buttare giù una specie di compendio grammaticale, chiamiamolo una grammatica di lingua siciliana. Questo è un lavoro importante che richiederà un impegno certamente gravoso da parte di tutti i componenti del collegio scientifico, e si è deciso, andando troppo nel tecnico, voglio dire soltanto questo, si è deciso di prendere alcuni testi già esistenti e analizzarli, confrontarli nei vari argomenti e poi tirare una sintesi secondo appunto le nostre idee, secondo le discussioni che nasceranno al nostro interno e le decisioni che vanno prese, quindi buttare giù poi un vero e proprio compendio grammaticale che possa essere utile per chiunque volesse accingersi a scrivere in lingua siciliana e non si sente preparato, non ha dei punti di riferimento, ma anche che possa essere utile per quei professori, quelle maestre che vogliono parlare di lingua siciliana all'interno dell'istituzione scolastica. Tante grammatiche sono state pubblicate nel corso di questi anni, tanti nomi importanti. Quale grammatiche l'Accademia vuole prendere in considerazione per una programmazione in seno al collegio scientifico? Ma innanzitutto prenderemo tra queste grammatiche certamente quelle che sono state redatte del collegio stesso, quindi innanzitutto la grammatica del professor Cipolla, che è stata adattata perché originariamente era scritta in inglese, è stata adattata in lingua italiana dallo stesso professore Campisi, dal nostro coordinatore. Poi quella di un altro componente del collegio scientifico, di Alfonso Zambuto, e poi però abbiamo individuato anche altre 4 grammatiche, per così dire esterne, in un certo senso, che sono le seguenti. La grammatica del Camilleri, molto nota nell'ambiente appunto di chi si cimenta, di chi scrive in siciliano, spesso è uno dei punti di riferimento. Poi la grammatica, tra l'altro scritta tutta in siciliano da Vito Lumia, credo che sia l'unica grammatica scritta tutta in lingua siciliana di Vito Lumia, che giudichiamo lo stesso interessante. Poi una grammatica che ancora non è stata data alle stampe, ma a breve lo sarà, però il collegio scientifico, il precedente collegio scientifico, ha avuto modo di visionarla per dare il patrocinio gratuito, l'abbiamo fatto, quindi abbiamo ritenuto una grammatica certamente interessante, quella del russo. E poi anche, leggo perché non vorrei dimenticarmene qualcuna, e poi anche la grammatica del Messina, che giudichiamo ugualmente interessante. Ecco, queste sono le grammatiche che analizzeremo e sulle quali poi produrremo un nostro documento primo.
Allora siamo con la poetessa Arcangela Rizzo, palermitana, che oggi a casa sua ha ospitato questo incontro del comitato scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana, di cui ovviamente la poetessa è componente. Lingua o dialetto? Senz'altro lingua. L'abbiamo detto tante volte, è lingua. È inutile che tanta gente fa di tutto per non doverlo dire, ma è lingua. Ti cerco come fossi la mia luce, chi mi dà lusso e segna lo cammino. Come un lumino lento si riduce la corsa della vita, lo destino. Come una magaria che chius per luce, da presso io ti vegno, mi trascino. Le mie pensieri e le parole duci, dentro allo scrigno, tenele vicine. E questi pochi versi sono bastati a dimostrare la bellezza della lingua siciliana nella poesia della poetessa Arcangela Rizzo, che vi consiglio di ascoltarla, seguirla anche sui social, in Facebook, e di tanto in tanto pubblica i suoi versi, che sono veramente perle di una bellezza incredibile. Grazie Arcangela, grazie ancora per aver ospitato questo incontro. È stato un piacere avervi con me qui in casa mia. Anche tu, Nino, venendo tu da Trapani, già hai affrontato il viaggio, e per me è stato veramente un piacere averti qui. Piacere tutto mio.